Ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ospite, questa puntata si dividerà in 2 parti, nella prima abbiamo ospite l'assessore regionale Roberto Marcato, che lo saluto, grazie assessore di essere grazie a lei, buonasera. Allo sviluppo economico, dimentico sempre di dirlo, poi non vorrei fare delle gaffe. Nella seconda parte, nell'ultima parte di Primus Inter Pares, invece abbiamo ospite Antonio Dodi, praticamente che è venuto alla ribalta per via di quell'ultima giornata speciale che è stata fatta nella campagna elettorale, dove lui ha fatto l'imitazione un po' diciamo non carina, definiamola così, del sindaco Giordani, e cerchiamo di capire da lui come mai è successo questo, il perché, il per come e tante altre cose. Va bene, ritorniamo a noi. Abbiamo il titolo che abbiamo messo sulla regia, lo metterà: la Lega si spacca. Dai titoli giornali si vede ovviamente c'è un gran fermento all'interno della Lega Roberto Marcato, dove ovviamente specialmente qui in Veneto le 2 città, le città più importanti sotto un aspetto economico, culturale e tant'altro, non di bellezza perché Venezia mi ammazzano se dicono così, tra l'altro una città che amo moltissimo, ovviamente le 2 città più importanti del Veneto sono state perse dal centrodestra in maniera un po' particolare a Verona e con una batosta inaspettata a Padova, e da lì sono successi ovviamente un po' di problemi all'interno della Lega. C'è qualcuno, tanto per fare il nome, Gian Antonio Darè, che dice a Zaia: intervieni invece che sta lì seduto anche tu sulla parte politica. Salvini, che dovrebbe arrivare in Veneto per chiarire questa situazione di malessere che c'è all'interno della Lega. Ci dovrebbe essere un congresso, molti militanti non sanno nemmeno che c'è questo congresso, insomma in maniera un bel casino, usando un termine che uno non può nasconderlo. È tutto vero? Ma guardi, intanto la ringrazio perché questa sua domanda mi dà la possibilità di chiarire magari un po' meglio quello che sta succedendo. Allora, io ho iniziato 2 anni e mezzo fa a chiedere a gran voce i congressi. Quando ho iniziato a chiedere i congressi, la reazione di più di qualcuno è stata, insomma, Marcato ha voglia di rompere le scatole, Marcato vuole fare la scalata al partito, cioè, queste sono state le risposte. Dopodiché, dopo 2 anni, invece, i congressi si fanno e il segretario Matteo Salvini ha detto: dobbiamo fare tutti i congressi. E adesso la parola congressi è diventata patrimonio comune del partito. All'indomani della sconfitta del 12 giugno io ho detto che serve una riflessione profondissima
perché i risultati che arrivavano dalle urne erano risultati, a mio avviso, preoccupanti. La reazione di più di qualcuno è stata: Marcato vuole rompere le scatole, Marcato vuole scalare il partito, Marcato, e oggi, proprio oggi, leggiamo sui giornali che lunedì ci sarà una riunione convocata dal segretario federale Matteo Salvini con i vice segretari federali e i governatori, una sorta di cabina di regia politica per fare un'analisi di quello che è successo. E se avete notato, tutti i leader del centrodestra dicono: fermi ragazzi, dobbiamo riflettere e capire che cosa è successo per non ripetere gli errori. Quindi, intanto c'è questo primo elemento che probabilmente io sono troppo veloce, ecco, invece ho l'impressione che ci sia la paura di guardarsi dentro. Quando tu perdi Padova con un risultato come quello che abbiamo visto, quando tu perdi Verona con il risultato che tutti abbiamo visto, cioè tu hai l'obbligo di porti delle domande e non basta dire: ma la gente è andata al mare, ma la gente va al mare anche per il centro-sinistra, non basta dire è sbagliato il giorno, sì, è sbagliato il giorno, sicuramente bisogna essere dei fenomeni per fare le elezioni, visto che già c'è una disaffezione al voto, fare le elezioni il 12 giugno e il ballottaggio a fine giugno, perché la gente va al mare. Quindi sono tutti elementi di zavorra, vero, ma non spiegano però i risultati drammatici che abbiamo avuto come centrodestra. Allora io mi sono solo permesso di dire che serve una riflessione. Spacchi la Lega. Ma cosa vuol dire? Cioè, dammi una risposta, non di spacchi la Lega, mi devi dare una risposta. Io non cerco colpevoli, io cerco colpe. Io voglio capire che cosa non ha funzionato in questa campagna elettorale. Voglio capirlo, perché arrivare a Verona divisi come centrodestra evidentemente è stato un errore. Padova, nonostante che il centrodestra si presenti compatto e unito, più le civiche, fa il 30%, evidentemente sono stati fatti gli errori. Allora io non sto qua a dire: ma chi ha fatto questo? Non mi interessa, non è il colpevole che mi interessa e non è la resa dei conti, non mi interessa. L'unica colpa che ho io è quella di amare in maniera viscerale questa terra e il partito in cui milito dal 92. Questa è la mia colpa. Posso chiedere, in virtù dell'amore che ho per i Veneti, per il Veneto e per la Lega, che vengano fatte delle riflessioni perché questo patrimonio non vada perso? Punto. Tutto qua. E invece la risposta è: sì, rompi il baile. Ho capito. Sì, ma il problema non... Cioè, di fronte alla febbre, questi danno la colpa al termometro. Non è così. Tu devi capire le cause della febbre se vuoi curarla. Non c'è parte col termometro. Certo, ma al di là del prendersi con il termometro, questa sconfitta ha una nascita, Roberto Marcato, cioè arriva così per i motivi che lei ha citato, che le votazioni sono state fatte in un giorno, sono d'accordo con lei, dovrebbero essere fatte molto prima, per me addirittura poi le hanno fatte in un giorno solo, di solito durano un giorno e mezzo. Io addirittura proporrei di farle durante la settimana come in Inghilterra, invece qui si fanno sabato, la domenica o lunedì, cioè domenica e lunedì, e quindi va bene. Il concetto che le chiedo è cosa succede adesso secondo lei che all'interno di un partito dove qui in Veneto il governatore prende il 78%, dove il Veneto è stato il fulcro del centrodestra, dove il Veneto non ha mai avuto avversari sotto questo punto di vista, oggi ti accorgi che in molte città è in bilico, tra poco ci sarà Vicenza, si andrà a votare anche lì e quindi la situazione l'anno prossimo, e ci saranno ovviamente anche le nazionali, quindi una Lega che era talmente forte. Secondo lei è perché Salvini quando vede la Meloni vede rosso come il toro, vede ovviamente il mantello, lui vede nella Meloni il mantello, e quindi questo disaccordo nei leader di maggioranza, ovviamente Salvini, Meloni, Berlusconi sono lì e ognuno vuole tirare l'acqua al proprio mulino, e quindi quello che è successo è un po' anche causa loro? Allora, no, Salvini fa il lavoro di Salvini, cioè lui fa il segretario della Lega e come tale deve preservare il suo partito. Attenzione, noi siamo compagni di viaggio, non siamo marito e moglie. Cioè, il mio partito è la Lega
ed è assolutamente diversa da Fratelli d'Italia. Io non ho nulla a che vedere con Fratelli d'Italia. Lei sa benissimo che qui in Italia, nel mondo e nella sua famiglia esistono anche i compromessi se vuoi andare avanti. No, certo, altrimenti, ma perché esistono i compromessi? Perché ci sono partiti assolutamente diversi che militano in un alveo evidentemente di centrodestra, che nella diversità devono trovare degli elementi di accordo per fare un'alleanza, punto. Ma io sono diverso da Fratelli d'Italia, io sono diverso da Forza Italia, quindi il fatto che Salvini faccia la sua parte, che la Meloni faccia la sua parte da segretario di Fratelli d'Italia, che Berlusconi faccia, non è un tema, non è un problema questo. Il problema è che noi non possiamo arrivare a Verona a presentare un candidato sostenuto da Fratelli d'Italia e la Lega e non sostenuto da Forza Italia. Questo è che non si deve arrivare a questo è il tema. Dopodiché io resto dell'avviso, questa è la mia convinzione, che i partiti devono riprendersi il ruolo che hanno. Ho un po' l'impressione che negli ultimi anni, per una sorta di pudore, abbiano un po' abdicato al loro ruolo. I candidati vengono sostenuti da un partito e siano candidati di partito. Perché dobbiamo nasconderci? Le faccio una domanda. Quante liste civiche lei ricorda in Italia che siano durate più di una legislatura? O anche una legislatura? Non ce ne sono. Perché la lista civica non ha quel background, non ha che può resistere. Oggi le nostre comunità hanno bisogno di solidità, di rapporti con le istituzioni. Marcato, lei mi insegna che al governo negli ultimi anni abbiamo messo delle persone che non hanno niente a che vedere con la politica, da Monti a Conte, perché? A Draghi. Perché la politica è debole. La politica è molto debole. Ma perché è debole? Esatto, allora io chiedo da politico, io chiedo che la politica si riprenda il suo ruolo, che i partiti si riprendano il ruolo costituzionalmente previsto. Ma bisogna anche far vedere ai cittadini che la politica si impegna a far questo. Mi sembra che la politica in Italia non sia molto apprezzata, perché il dato significativo di chi va a votare è questa percentuale. Perfetto. Vuol dire che i politici... Ma perché la politica è arretrata rispetto alla responsabilità, perché dare la responsabilità a Draghi, a Conte, a Monti è più facile. E invece no, io chiedo anche al mio partito di candidare politici. A Padova candidiamo un politico, a Verona candidiamo politici, ho capito, figure politiche. Però, queste sono fatte per quello. Roberto Marcato a me ha sempre detto che la politica rispecchia pari pari il popolo. Cioè il popolo rispecchia la politica o viceversa, sì. E su questo non ci sono dubbi. Se la politica rispecchia il popolo ha detto vanno a votare e a Verona per il sindaco nel ballottaggio il 40%. Vuol dire che il 60% non va a votare, vuol dire che il 60% la politica gli dice no, non vengo più, non solo per il caldo. Ma perché? Ma perché mi fai... Perché evidentemente c'è un problema intanto di comunicazione della politica e anche di sostanza. Io sono perché i partiti siano ben chiari. Faccio l'esempio di Padova. Il sindaco uscente è un sindaco civico, imprenditore, ex presidente del Calcio Padova. Il sindaco antagonista è un imprenditore civico, ex vicepresidente del Calcio Padova. Cioè, uno dice, qual è la differenza? Che uno un po' verso centro-sinistra e un po' verso centro-destra. Sì, ho capito, ma questo non basta per smuovere uno, farlo alzare dallo sdraio in cui si è messo al mare a prendere il sole per andare a votare. Cioè, tu devi darmi un'alternativa che abbia un sapore. Io devo avere un profumo, un odore del candidato. Se no... Bano ha detto doveva candidarsi Marcato. E lei perché non si è messo lì a proposito? Allora, intanto... Bano, ricordiamo, sindaco di Noventa Padovana, che è nata quella famosa polemica, che ha detto che Pechino non andava bene, andava meglio Marcato, tanto per ricordarlo a chi non ne fosse a conoscenza. Poi andava meglio Marcato è il voto dei cittadini che decide chi magari aver preso anche di meno, non lo so, non è questo il tema. È vero quello che diceva Bano, però che effettivamente si contrappone un candidato di cui non si ravvisa questa grande contrapposizione con il candidato uscente. Però voglio dire, Peghin, ma avessimo messo un altro imprenditore, sarebbe stata la stessa cosa. Cioè il tema non è che Peghin in quanto tale era debole in quanto figura, cioè tu contrapponi una figura che
che non è dissimile dalla figura uscente. E allora uno perché dovrebbe votare il candidato del centrodestra se è simile a quello del centro-sinistra? Bene, ma come mai allora in questo ragionamento la Lega prende solo il 7%? Questo è un problema. Perché Prima, se serve una riflessione, perché qualcuno mi dice ma l'altra volta abbiamo preso... Ma non è la domanda che le faccio, ha preso il 7% perché c'era rottura all'interna vostra proprio sul candidato e tanti di voi non sono andati a votare per questo motivo? Ovviamente io devo perché così è successo un po' dappertutto. Allora evidentemente c'è un tema di consenso sul partito. Ed è per questo che io a gran voce da 2 settimane chiedo una riflessione, ma quando chiedo una riflessione non è, fermo l'elenco di quello, una riflessione vera è intanto non trovare scuse, non dare le pacche sulle spalle, non serve, e non trovare spiegazioni così naif, perché ho sentito dire, ma per esempio a Padova abbiamo perso che il PD è forte, no, 5 anni fa il PD era più forte, eppure abbiamo fatto un risultato nettamente migliore. La Lega ha fatto più o meno il risultato di 5 anni fa. Attenzione, 5 anni fa c'era la lista Bitonci che ha drenato un sacco di consenso della Lega. Quindi quel consenso sulla lista Bitonci più la lista Lega aveva un risultato nettamente superiore. È del tutto evidente che noi abbiamo perso consenso. Ma allora, siccome noi siamo un grande partito popolare, con delle grandi potenzialità, io non sono preoccupato. Perché so quali sono le forze del mio partito. Io sono preoccupato dalla mancanza di voglia di prendere in mano il toro per le corna. Certo, è significativo Roberto Marcato che andando al governo il suo partito con Salvini ha ridotto gli estimatori all'interno del partito stesso. Faccio un esempio, la Meloni che in Parlamento ha pochissimi deputati, rimanendo all'opposizione ovviamente li ha aumentati, quintuplicati, perché davvero i dati sono questi, ha fatto dei numeri che superano la Lega. Se andava al governo molto probabilmente, vuol dire che in parole povere chi governa, che prende in mano la bandola della matassa, difficilmente poi trova consenso, perché governare diventa terribilmente difficile. È assolutamente così, soprattutto oggi, perché io ricordo che noi abbiamo costruito un grande 5 consenso. Stelle docet, sì, noi abbiamo costruito un grande consenso quando eravamo in opposizione. Poi siamo andati, perché è giusto ricordarlo, siamo andati al governo con i 5 Stelle, i 5 Stelle hanno dimezzato, da partito leader di governo, hanno dimezzato il loro consenso e noi che eravamo l'altra parte del governo abbiamo raddoppiato il consenso. Quindi non c'è una regola da questo punto di vista. Oggi è cambiato il mondo perché il Covid ha segnato in maniera drammatica la sensibilità del popolo italiano e quindi siccome c'è anche questa rabbia viene scatenata su chi oggi governa, perché qualsiasi decisione tu prenda non è mai abbastanza, ma lo capisco perché la sensibilità è davvero forte in questo momento storico e quindi va da sé che chi è governo oggi paga uno scotto enorme, vediamo i 5 Stelle sono praticamente azzerati e chi come noi che è un partito di territorio sta al governo paga uno scotto. Questo scotto in parte viene raccolto da chi sta all'opposizione, che è evidente che è la Meloni con Fratelli d'Italia, che francamente se uno dovesse chiederle qual è il grande programma di sviluppo per l'Italia di Fratelli d'Italia, sta all'opposizione, critica il governo, sta all'opposizione e raccoglie il consenso. È un consenso facile, altrettanto facilmente se ne può andare se non è strutturato. Per cui noi paghiamo questo scotto, sì. Ha sbagliato Salvini a entrare al governo? No, ha fatto benissimo perché in quel momento storico il Paese era al tracollo e serviva un governo e serviva qualcuno che si assumesse la responsabilità mettendo in conto che avrebbe perso anche consenso. Ma la politica è esattamente questa roba qua. È troppo comodo stare là alla finestra. Certo, ma questa non è politica. Di solito è così. Senta, l'altro giorno lei è stato intervistato un collega del Gazzettino e a una precisa domanda che gliene hanno fatto ha detto Gian Antonio D'Arè ha un attimino dato una tiratina d'orecchio a Zaia e gli ha detto Zaia da quella poltrona devi muoverti e intervenire sotto un aspetto politico. Lei ha risposto dovete chiederlo a Zaia, è corretto, però il suo pensiero qual è? Zaia dovrebbe davvero intervenire perché in questo frangente della Lega lui è lì
silenzioso, che è anche facile fare il silenzioso, così eviti polemiche, al di là delle sue qualità, delle sue bravure indiscutibili. Però dovrebbe, credo, da un punto di vista politico intervenire e nel dibattito, nelle interviste, in una questione delicata, perché lui è lì e per merito che per della Lega, insomma. Sì, lui è lì per merito della Lega, per merito di una grande squadra che ha con lui e per meriti personali che lui ha e sono indiscutibili. Il ruolo del governatore è un ruolo delicatissimo. Se un governatore entra nell'agone politico rischia di trascinarsi in giunta, in consiglio regionale, la polemica politica. I veneti hanno bisogno che i consiglieri, gli assessori lavorino per i veneti. Quindi io non trovo così sbagliato che lui cerchi di mantenere una giusta distanza dalle polemiche. Dopodiché sono certo... Ma è anche conveniente, voglio dire. È conveniente per l'attività di governo, però mica va bene così. Mica deve metterlo in piazza. Però lui, allora, se è vero, come dicono i giornali oggi, che lunedì ci sarà questo confronto con Salvini, io sono certo che Luca Zaia, dirigente leghista, dirà a Salvini quello che pensa. Per cui io non è necessario che lui... perché io per esempio ho un altro ruolo. Abbiamo ruoli diversi. I governatori, vede anche Fontana, non entra, Fontana è il governatore della Lombardia, Fedriga, non entrano a pie pari nella discussione politica perché hanno ruoli delicatissimi. La mia domanda non è personale, è perché è stata posta da Gian Antonio Darè, è stata posta dal sindaco credo di San Giorgio Leperti, che cioè è stata posta dai militanti. Sì, ma io capisco. Non è che la ponga io, ma io capisco. Allora, stiamo parlando di persone, sono tutte amiche persone con cui condivido battaglie politiche da 1000 anni e che hanno il mio assoluto affetto e rispetto. E capisco la loro posizione. E infatti, io sono convinto che il Presidente Zaia dirà le cose che pensa, le dirà a Salvini. Cioè i governatori, secondo me, devono avere questo ruolo, cioè in una cabina di regia politica ristretta, perché sennò se fai una riunione con 40 persone non si decide niente, si fa un'analisi fredda e spietata della situazione per rilanciare l'attività della Lega. Questo deve fare un governatore. E quindi quando loro dicono deve farlo, hanno ragione. Sul fatto che deve farlo in maniera mediatica, io ho qualche riserva perché ha un ruolo delicatissimo e portare la guerra dentro il Consiglio regionale o dentro la Giunta diventa delicato, perché dopo i veneti non ce lo perdonerebbero. Facciamo un giochetto di lei, è dentro a questo riunione direttivo lunedì ristretto con Salvini, c'è anche Roberto Marcato. Lei cosa direbbe ai vertici della Lega? Io direi primo elemento da mettere nell'agenda politica l'autonomia. Basta, o sì o no. La Lega su questo deve essere tranchant. Detto questo, non è mica un particolare questo, perché siccome ci saranno dei voti a brevissimo, io pretendo che il mio partito sull'autonomia non vada più a trattare, basta adesso, abbiamo trattato per 5 anni, basta, primo elemento. Seconda cosa che direi è qual è l'esigenza oggi delle nostre terre. C'è un tema di sostenibilità economica, non si riesce più ad arrivare a fine mese per la bolletta energetica, non lo fanno le imprese e non lo fanno anche per le materie prime. Posso bloccare? Sì, lei sta facendo il politico e... guardi, ma io la domanda questo è molto quello più semplice. Che direi... Cosa direbbe lei all'interno di sulla situazione della spaccatura all'interno della allora, vabbè, perfetto. Dopo, non sulla programmazione. Allora, riavvolgo il nastro. Questo ho già capito. Allora, rivolgo il nastro. Autonomia. Bene. Un'altra volta. La rimetto sempre là, perché questo è l'elemento collante della Lega del Nord. Congressi, immediatamente farli tutti subito, di sezione, provinciali e regionali, immediatamente, ridare la parola ai militanti. Dopo le vacanze. No, si può far subito, non è un problema. Si fa una mattina, non è, ma quale... dopo ovviamente, a agosto. Chiaramente. Ho detto a settembre. Facciamo a settembre, entro l'anno fare tutti i congressi, questo direi a Salvini.
entro l'anno a fare tutti i congressi, non abbiamo paura, vinca chi vinca, non è un problema di chi, qua c'è il terrore di andare ai congressi perché vince quello che non sei amico mio, non importa, il fatto che tu strutturi il partito, vuol dire che dai una figura politica al partito, con un segretario politico, un direttivo politico con cui io me la posso prendere, oggi io ho commissari voluti nominati che non hanno evidentemente capacità di rappresentanza politica, con cui non me la posso neanche prendere perché gli fa il suo lavoro, punto. Stefani, faga massa, è commissario, più di questo cosa può fare? Faga massa. Io voglio Stefani che sia segretario politico, è lui segretario politico, bene, con il suo direttivo, allora io me la posso prendere politicamente. Non è importante che io questo direi. Cioè ritorniamo e poi terza cosa, e mi rilascio all'autonomia, noi dobbiamo ritornare alle nostre parole d'ordine, perché altrimenti il cittadino, il militante non sente l'odore del partito, lui deve sentire la storia, la presenza forte del partito, la deve sentire, altrimenti il militante non fa militanza, la deve sentire. Noi non siamo Fratelli d'Italia, noi non siamo romanocentrici. No, noi siamo per il federalismo, per i territori. Roma per noi è un problema, mentre per Fratelli d'Italia è il totem a cui guardare. Per noi è un problema. Roma così com'è è un problema. Questa è la Lega. Vabbè, direbbe questo insomma lei. Assolutamente sì. E se le chiedono se Marcato vuole fare il segretario regionale del partito, lei cosa direbbe? Rispondo quello che ho sempre risposto, io non mi sono mai candidato a nulla. No, se le chiedono I ruoli che io ho avuto è perché me li ha chiesti il partito, sono in regione perché me l'ha chiesto il partito, ero in comune a Padova perché me l'ha chiesto il partito, ero in comune a Piombino perché me l'ha chiesto il partito. In provincia? Ho fatto il segretario provinciale perché me l'ha chiesto il partito, ho fatto il vicepresidente della provincia e me l'ha chiesto il partito. Io non mi sono mai candidato. Mi sono sempre candidato, ho preso i voti dopo che il partito mi ha chiesto vai. Io sono un soldato, per cui il partito ritiene che io possa essere una risorsa per il Veneto, faccio segretario. Ritiene che sia più utile che sia Stefani, ha tutto il mio appoggio. Ritiene che sia più utile Borile, ha tutto il mio appoggio. Senta, lei ha detto che è un soldato, quando diventa, perché ci sono i soldati semplici, poi ci sono i graduati, quando diventa un graduato lei è all'interno della Lega? Beh, io lo sono già, nel senso che ha detto che è un soldato, no, quindi... perché io sono un militante? Sì. Ma sono anche uno dei 5 fondatori del partito e sono un dirigente del partito. Quindi no. E quindi quando diventa generale? Ma guardi, io sono sempre stato me stesso quando ero militante e basta, quando ero consigliere comunale. Io non ho mai avuto bisogno di gradi per fare le mie battaglie. Vorrei ricordare sommessamente che io, assieme ad altri pochi militanti, con una squadra scapestrata come eravamo, siamo riusciti a sconfiggere Flavio Tosi e a Padova c'era Maurizio Conte Tosiano, Flavio Tosi Tosiano, Maroni che si è definito Tosiano. Siamo riusciti, nonostante la linea di comando del partito fosse tutta una, noi siamo riusciti comunque a sconfiggere Flavio Tosi. Vabbè, non ho bisogno di gradi. Quando tu hai la passione, l'amore per la tua terra, l'amore per il tuo partito, tu hai una forza che è indistruttibile. I gradi ti permettono di avere io ho i gradi, un rimborso economico di Sarberi, io ho i gradi che corrispondono alle cicatrici che ho lasciate sul campo di battaglia. Questi sono i miei gradi. Mille che altri gradi, non ho bisogno. Cioè io comunque, anche quando sono stato fatto fuori da vicepresidente della provincia, dai tosiani. Marcato, i gradi ti permettono, banalmente è un discorso banale, di avere anche una sostenibilità economica e quindi... Ma le ricordo alcuni passaggi, io ho fatto questa guerra contro il partito che avevano un'unica linea di comando, da vicepresidente della provincia, e i tosiani mi hanno tolto la vicepresidenza della provincia, l'ho fatta da segretario provinciale e mi hanno tolto la segreteria provinciale e poi una riforma dello Stato ha tolto l'indennità da assessore. Quindi io avevo dovuto lasciare il mio lavoro, quindi io ero a parametro zero, non prendevo un centesimo, non avevo padrini politici, non avevo copertura politica, me ne sono fregato perché se tu hai davvero amore per il tuo partito, per la tua terra, per i veneti, per i tuoi militanti, tu te ne freghi dei soldi. Io ho fatto queste battaglie e non avevo niente.
e avevo tutto da perdere, ma ero convinto che fosse giusto. Questa è la mia forza. Certo, vado in pubblicità, poi quando ne entriamo le chiederò sottosi qualcosina, va bene? A tra poco, rimanete con noi.